Oggi è una prima commissione importante con tanti temi, alcuni pareri alla Giunta su provvedimenti che andranno in Consiglio regionale, sulla riforma del mercato del lavoro, sulle deleghe alla provincia di Belluno in materia di caccia e pesca e poi le audizioni sulla domanda che è stata presentata su Cortina 2026, le Olimpiadi nel nostro territorio. Ci sono stati dati dei dati importanti dove si va a specificare l'importanza di Cortina ma di tutto il territorio veneto, facciamo squadra anche con altre realtà, in un panorama stupendo, unico, per cui la speranza è che il CONI 10 accetti la proposta formulata dalla Regione Veneto e oggi penso abbiamo capito che è stato fatto un lavoro importante, chiaro e che tutti devono fare squadra perché qui se si vince tutti assieme, per cui argomenti importanti e qualificanti a beneficio di tutti i veneti. Abbiamo approvato la rendicontazione del Corecom per il 2017 con un ulteriore suggerimento all'ufficio di presidenza: c'è bisogno di assunzione di personale o destinazione personale al Corecom per svolgere le importanti funzioni di seconda delega che sono appunto un pezzo fondamentale per incrementare l'attività del Corecom. Finalmente anche il Consiglio regionale è venuto a conoscenza del materiale, o meglio del progetto per la candidatura di Cortina. Siamo preoccupati perché l'Italia in realtà si presenta al CIO con 3 candidature, Milano, Torino e Cortina. Sicuramente ha un alto valore quella di Cortina anche perché tende a riqualificare l'area di montagna, appunto Cortina, Val di Fiemme, ma anche l'area di Bolzano. E su questo condividiamo l'obiettivo. Si tratta di chiarire meglio alcuni aspetti che sono contenuti nel progetto di fattibilità, un maggior coinvolgimento della realtà sportiva. Siamo preoccupati perché chiaramente poi lo scontro sarà a livello politico e quindi da parte nostra c'è il sostegno, però arriviamo secondo me con un po' di ritardo.